40 titoli individuali più le staffette, 1500 atleti in gara e 3 giorni dal punto di vista meteorologico fantastici. Amici dell'atletica leggera, ben collegati con lo stadio Armando Picchi di Jesolo. Al mio fianco il presidente del comitato provinciale di Venezia della FIDAL, Vito Vittorio, e organizzatore dell'evento, un evento straordinario, ma non è la prima volta che si ospitano dei campionati italiani qui a Jesolo. Jesolo è diventato uno dei punti di riferimento in Italia per l'organizzazione di eventi nazionali. Ormai è il 7° campionato italiano che organizziamo qui a Jesolo e Jesolo ha risposto con tutto il meglio di sé da un punto di vista dell'ospitalità, da un punto di vista della disponibilità, con un gran numero di volontari messi a disposizione dalla locale società sportiva, l'Atletica Jesolo Turismo, per contribuire tutti insieme ed offrire a tutte le società italiane, credo, uno spettacolo e una manifestazione di altissimo livello. Ecco, a livello regionale, a livello provinciale, l'offerta sportiva con questi campionati italiani è veramente di altissimo livello per tutti i giovani che si avvicinano a questo sport. I campionati italiani allievi ormai sono diventati il campionato di maggior respiro, di maggior interesse da un punto di vista anche tecnico, perché è la categoria da cui poi si attingono quelli che noi ci auguriamo tutti siano i campioni del domani. Una categoria che, come vedete e come vedremo ancora nella giornata di oggi e di domani, offrirà degli spunti anche tecnici molto interessanti, e questo è il motivo per cui la federazione tutta intera presta a questa manifestazione l'interesse che noi tutti vediamo e notiamo oggi qua allo stadio Picchi di Jesolo. E allora entriamo nel vivo, immagini, gare, interviste, andiamo a vedere. A dispetto delle pessime previsioni meteorologiche della vigilia, il sole non ha mai lasciato Jesolo nella 3 giorni dedicata agli allievi. Assieme al sole però non è mancato il vento che ha accarezzato i velocisti, purtroppo però spesso in modo contrario. Lo hanno patito nei 100 piani i vincitori Dosso e Paissan. A sottolinearlo è il neocampione italiano dei 200 Mario Marchei. Peccato per il vento, però per il resto una bella gara, mi è piaciuta. La partenza è stato là, diciamo che ho iniziato a pensare che forse potevo vincere, però non era mai detta fino alla fine, no? E quindi, ripeto, è stato il vento oggi, quindi non era una giornata dove fare risultati. Era da giocarsela con tutti e così è stato, per i bei risultati no. Per i campionati europei? Facciamo le dita. Io non dico niente, scaramantico. Però ci potremmo fare un bel regalino. Nei 200 allieve viene squalificata Valeria Simoncelli e così la campionessa italiana è Moyet Kouakou di Atletica Vicentina, che chiude in 25 secondi tondi. Rimanendo tra le allieve, nei 5 km di marcia Andrada Lakatus taglia il traguardo in 24:47:84, mentre in un avvincente giavellotto femminile il quarto lancio di Sara Zabarino vale il titolo italiano con la misura di 54:82. A Jesolo ci sono stati anche atleti che hanno conquistato il doppio titolo di campione italiano. Uno di questi è Andrea Dalla Valle dell'Atletica Piacenza. È suo l'oro nel triplo con 15,60 ed anche nel lungo con un balzo a 7,21. Ecco le sue parole al termine del salto in lungo di sabato 18 giugno. Una gran gara, sono partito subito con un buon 7,04. Sapevo di dover mettere subito dentro un buon risultato per assicurarmi comunque una buona posizione, magari anche nel podio. Poi sono riuscito a migliorare con un 7,21 e io ho capito che magari le mie chance di vincere erano aumentate e poi un attimo, visto che ero l'ultimo a saltare, sono riuscito un po' a controllare la gara e è andata così, è andata bene. Nei 400 ad ostacoli, il napoletano Sibilio conferma una stagione in continuo crescendo, portando a casa l'oro in 52,78. Il mio obiettivo inizio dell'anno era arrivare a una convocazione molto stentata, però poi è stata una buona stagione indoor e siamo arrivati al Brixia Meeting e abbiamo fatto questo personale, quindi siamo andati avanti, abbiamo vinto gli studenteschi a Roma e oggi abbiamo fatto un bel tempo, però si può migliorare ancora. Al secondo posto spunta un raggiante Giacomo Bertoncelli dell'insieme New Foods. Il veronese si migliora di quasi 1,5 secondi, meravigliandosi della sua prestazione. Il personale è a 56,17, ho fatto 54,99,
quindi sono contentissimo, anche minimo per gli europei, quindi sono molto contento, a fine stagione perfetto come gara. Oggi ho trovato i gambe, stavo molto bene, sono riuscito a gestire molto bene le energie, anche nel finale sono venuto su bene e sono riuscito a recuperare e arrivare al secondo. Anche i 400H allieve parlano veneto, anzi parlano ancora veronese. Lacrime di gioia per Anna Polinari della Fondazione Bentegodi, neocampionessa italiana allieve con il giro di pista ad ostacoli poco sopra il minuto secco. Sono contenta, non ci credo ancora. Ho lavorato tanto e ringrazio Fabio, il mio allenatore, e niente. Gara di livello elevatissimo negli 800. L'allievo marchigiano Simone Barontini delizia il numeroso pubblico di Jesolo regalando e regalandosi il record italiano di categoria che ora scende a 1,48,76. Ma anche il secondo classificato, Andrea Romani, scende sotto il vecchio tempo. Terzo, il padovano è Lammari. Per il primo ed il secondo parliamo di 2 prove che segnano il top stagionale a livello europeo. Ecco le parole di Barontini al traguardo. Molto bella, davanti dal primo all'ultimo metro. Cioè, no, non è vero. Me la immaginavo così. Fortunatamente Michele ha tirato la prima parte e io ho fatto il mio. Non me l'aspettavo assolutamente. Sapevo di stare bene, ma non mi aspettavo un tempo del genere. E soprattutto non mi aspettavo, speravo ma non mi aspettavo una vittoria, perché sapevo che con avversari del genere sarebbe stato molto difficile. Infatti Andrea era attaccato a me e ce la siamo combattuta fino all'ultimo metro. Un'altra atleta che fa e farà parlare di sé è Sidney Giampietro della Pro Patria Milano. Nel lancio del disco non ha rivali e chiude in scioltezza con un 46,21 che però non la soddisfa. Al secondo posto la vicentina Peron, al terzo la padovana Dalan. Il mio obiettivo era fare sui 50 comunque, ci speravo un po'. Però tempo settimana prossima per gli assoluti, spero di farlo là. Spero per essere più sicura di andare agli europei nel disco anche, se no fa niente, andrò nel peso e basta. Ritorniamo a bordo pista con il direttore tecnico Stefano Baldini per un commento a circa metà gara. Come sta andando questo campionato allievi? Beh, emozionante come sempre, queste sono le manifestazioni, diciamo, dove si vede il lavoro delle società sul territorio e 1500 atleti abbondanti, insomma sono un grande spettacolo, soprattutto da quando abbiamo introdotto il meccanismo qualificazione finale in tantissime gare, in modo che i ragazzi possano allenarsi all'atletica che verrà, quelle delle grandi manifestazioni, e poi sicuramente giugno a Jesolo ci dà la possibilità di godere anche di grandi risultati dal punto di vista tecnico. Ne abbiamo visti parecchi in questo giorno e mezzo, penso che ne vedremo degli altri prima della fine della manifestazione. Ecco, c'è qualcosa da segnalare, qualche prestazione, soprattutto in vista di questi campionati europei che si terranno fra circa un mese a Tbilisi? Beh, tante cose belle sicuramente, su tutte finora la migliore prestazione italiana degli 800 metri di Simone Barontini, il marchigiano che ci aveva già così abituati a cose grandi sui 1000 metri a livello indoor, aveva già stabilito 2 volte il record italiano negli ultimi 2 anni, e dietro di lui comunque tanto ottocentismo. E altre belle gare, un bel salto in lungo di Andrea Dalla Valle, poi una bella gara di giavellotto femminile, la velocità purtroppo un po' inficiata dal vento contrario, un bellissimo 400 ostacoli con Alessandro Sibilio che può fare molto meglio, e mi aspetto anche ottime cose da altre gare di mezzo fondo, così come ieri abbiamo visto un paio di ragazzi andare sotto i 6 minuti nei 2000 siepi. Apriamo subito dicendo che Sidney Giampietro, dopo l'oro nel disco, ha infilato la doppietta con il peso. E che doppietta! Per lei un riscatto che oltre all'oro vale il record italiano allieve. Un sesto ed ultimo lancio con la vittoria già in tasca a 17,84. È la seconda misura mondiale dell'anno. Agli europei di Georgia, Sidney può davvero sognare. Venendo al mezzofondo, nei 1500 Marta Zenoni chiude in 4,28,16, mentre Martina Tozzi si laurea campionessa italiana allieve negli 800 in 2,12,96. Adesso non ci capisco un po' un cavolo, devo ancora realizzare perché
Dopo tanti secondi posti comunque è bello stare davanti ogni tanto. Primo giro mi aspettavo che non uscisse niente di che perché nessuno voleva tirare, però mi è piaciuta come l'ho gestita, quindi va bene così, sono felice. Da segnalare gli splendidi tempi registrati nelle 4%. Fra le allieve, le campionesse italiane sono le ragazze di Atletica Vicentina, Quacu, Zuecco, Todescato e Bergamin, che chiudendo in 47 secondi secchi mancano il record italiano di categoria per soli 7 centesimi. A centrare il primato italiano è invece la staffetta maschile della Futura Roma con Tokong, Campana, Di Panfilo e Marchei. Con il loro 41,90 abbassano di 2 decimi un record nazionale allievi che durava da ben 27 anni. Passando ai salti, nell'asta allievi spettacolare duello fra Francesco Masci e Andrea Marin. Il campione italiano è Francesco Masci che a 4,75 salta 5 cm più in alto del vicentino Marin. Ecco le parole di entrambi al termine della gara. Sono abbastanza soddisfatto, se non altro avrei voluto fare l'ultimo tentativo a 5 metri, passarlo bene, però vabbè, alla fine agli europei penso andrò con l'accredito di 4,90 già fatto st'inverno. Sono molto soddisfatto perché potevo fare meglio, mi sentivo le gambe anche perché erano abbastanza cariche. Però dopo il vento mi ha scombuscolato un po' la rincorsa e quindi non sono riuscito a dare il massimo e il risultato è il 4,70 il secondo posto. Rimanendo in Veneto, brilla il fantastico oro nel triplo della mestrina Camilla Vigato. Un altro atleta veneto che si tinge d'oro è Amar Kasibovic. Il giavellottista di Atletica Vicentina ha ancora grandi margini di miglioramento. Nel frattempo si gusta il titolo di campione italiano allievi con un lancio a 62,20, 4 metri in più del secondo classificato. Un titolo che sinceramente non mi sarei mai aspettato qualche tempo fa perché non mi aspettavo certe misure da me stesso, però c'è stato un miglioramento, poi si è visto. Fra i veneti da segnalare anche il salto in alto di Francesco Ruzza, l'atleta di Caorle che però con un 2,03 non va oltre il secondo posto, ed il balzo a 1,99 del padovano Federico Camuffo, piazzatosi terzo. Primo con 2,12 Andrea Motta. Nel salto in lungo allieve si laurea campionessa italiana 2016 la friulana Giorgia Sansa. Per lei 5 nulli e un solo salto a 5,89 che le vale l'oro. Ho fatto 5,89 al secondo salto, purtroppo gli ultimi 3 salti mi sono beccata tantissimo vento contro, ma i 6 metri c'erano, peccato, sempre di poco nullo. Per gli europei sono carica, sono pronta e vedremo di far meglio. Atleti in pista sotto lo sguardo attento del presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi, immancabile presenza nella 3 giorni iesolana. Ma Jesolo è un luogo dove si viene sempre volentieri e dove continueremo a venire volentieri a gareggiare. Oggi stiamo assistendo all'ennesimo bellissimo campionato italiano allievi con un numero, forse il massimo numero di atleti nella storia dei campionati, quasi 2000 e oltre 2000 presenze gara. Buonissime prestazioni complessive e sono l'immagine del buon momento che sta vivendo l'atletica italiana. Rieccoci a bordo pista qui da Jesolo con il sindaco Valerio Zoggia. Questo, abbiamo detto, è il 7° evento nazionale di atletica leggera a Jesolo in 5 anni. Sì, per la 7ª volta ospitiamo questi campionati nazionali di atletica leggera. È sicuramente ormai un'attività consolidata per il nostro comune, perché è un comune che vive di turismo e quindi vediamo anche delle presenze che ci sono oggi, quante persone sono venute a seguito anche dei nostri allievi, e quindi oltre ai numeri e allo spettacolo dal punto di vista sportivo, quello che ci interessa è anche poter accogliere nel miglior modo possibile queste persone. Già in calendario nel 2019 gli europei master di atletica leggera, ma potrebbero esserci nel frattempo anche altri eventi. Sì, ci stiamo preparando per questo importante appuntamento, infatti proprio questa sera col Presidente della Federazione concorderemo il giorno in cui faremo la conferenza stampa assieme agli altri comuni, perché Jesolo fa questi campionati assieme ai comuni vicini di Eraclea e di Caorle, e quindi a breve ci sarà notizia del giorno in cui avremo questa conferenza stampa. Grazie al sindaco Valerio Zoggia, un saluto a tutti voi qui da Jesolo.